stiamo per trovare un tesoro all'interno di queste foreste. Eccole, Andri! E per farlo siamo arrivati fin qui, in questo piccolo borgo alpino dalle origini cimbre. Che posticino! Giazza nasce in una posizione geografica molto particolare, alla confluenza dei torrenti Revolto e Fraselle, all'ingresso delle valli che salgono verso il gruppo del Carega e la Lessinia orientale. Ne vogliamo di sentieri? Quanti ce ne sono? Questo paese diventa uno degli ultimi baluardi della cultura cimbra. Qua si trova ancora gente che parla il cimbro e il nome stesso Giazza viene interpretato come ghiaccio, tanto ad indicare un luogo freddo, montano e severo. Elemento fondamentale di questa storia è la foresta di Giazza, una delle più grandi e caratteristiche della Lessinia. Oggi è parte di un'area protetta. Ed è proprio dentro questo equilibrio così antico e intatto che si nasconde qualcosa. Questa cosa che ancora vi teniamo nascosta per creare un po' di suspense. Qualcosa che non si lascia vedere e trovare tanto facilmente. Lì guardiamo meglio, ma non c'era niente, scusa. Che percorsi che hanno da queste parti, oh. Ma prima di tutto dobbiamo entrare davvero in questo territorio e per farlo abbiamo scovato un luogo isolato, immerso nella natura, dove il tempo sembra rallentare. Wow, guardate che valle! Ci troviamo in Val d'Illasi ed esattamente proprio sopra l'abitato di Giazza, circa 800 metri di altitudine, dove abbiamo trovato un vero e proprio angolo di paradiso, l'agriturismo Angelino, un'accogliente casa immersa nel verde completamente restaurata che un tempo è stato un utile ricovero per animali e adesso ve la facciamo vedere subito. Entriamo dal primo piano e qui troviamo un grande open space con un bellissimo tavolone gigante, un comodo divano, poi abbiamo anche la stufa a pellets, questa è utilissima per le serate più fresche, crea anche atmosfera, e poi abbiamo una cucina ben fornita con addirittura 2 forni, forno normale, forno microonde, piano a induzione e macchina per il caffè. Mi piace un sacco questo tocco di colore con il frigorifero rosso. E adesso ragazzi si scende perché al piano terra abbiamo le camere. In fondo alle scale troviamo un bell'atrio che ci porta alla camera matrimoniale, che ha un grande armadio e poi una bella finestra sul bosco, e poi al bagno che è finestrato con doccia e c'è anche la lavatrice, perfetta per i soggiorni più lunghi. E dietro questa porta c'è un'altra camera con un letto a castello e qui abbiamo una bellissima porta finestre che ci porta direttamente in giardino. Guardate che meraviglia, siamo circondati dal bosco alle nostre spalle e qui davanti abbiamo una bellissima vista sulla valle e su Giazza. Veramente uno spettacolo, abbiamo tanto spazio verde, qui i nostri amici a 4 zampe si divertono un sacco perché ricordo che la struttura è pet friendly e poi guardate non è finita perché abbiamo un bellissimo tavolone col barbecue perché possiamo pranzare e cenare all'aperto. Direi che questo è un posto perfetto per rilassarsi, godere la Lessinia e partire direttamente dall'agriturismo anche per fare tantissimi trekking. Come prima escursione scegliamo quella che ci permetterà di prendere maggior confidenza con il luogo e per farlo abbiamo il sentiero che parte proprio sopra casa. Se c'è una cosa che mi piace davvero tanto, che secondo me fa proprio la differenza, è partire a piedi direttamente dall'alloggio senza prendere la macchina. È stupendo questo. Cambia tutto. Sì. Tra l'altro, per di qua passa una rete di sentieri davvero importante, compreso uno dei percorsi più belli d'Europa. E 5, seguiamo lui, il famoso percorso europeo. Sì, perché abbiamo la fortuna di avere proprio dietro casa, ragazzi, il sentiero europeo E5, quello che parte dal nord della Francia e arriva fino a Venezia. Percorso bellissimo. Adesso noi ne facciamo un pezzo che ci permetterà di fare un bel anello, arrivare a Rifugio Lausen e poi prenderemo un altro sentiero e fare un anellino che ci riporterà direttamente all'agriturismo. Beh, no proprio un anellino, faremo circa 14 km, per cui dai, e poi 700 metri di dislivello. Adesso facciamo questa bellissima mulattiera che è chiamata anche Sentiero delle Gosse ed entriamo in questo bellissimo bosco. Andri, guarda che bello. Sì. Poi c'è un sacco di faggi. Controllo l'acqua. Perché non c'è tanta acqua su questo percorso. No. Bisogna portarsi dietro l'acqua per noi e per Tangone che beve tanto, ma come vedete lui è attrezzato. Qua ha 2 bottigliette piccole, 1 e 2. Così un po'. E poi per il resto c'è la Sherpa. La Sherpa Susa, e c'è anche lo Sherpa Andri con un po' d'attrezzatura per fare video, se no ciao. Anche se ultimamente si è alleggerita molto. Sì. Ragazzi, se vi piace camminare in natura, scoprire sentieri nuovi, belli, immersi nel verde, iscrivetevi al canale. Vi portiamo con noi, vi diamo tante dritte, tanti consigli su percorsi belli da fare, strutture dove alloggiare, borghi da visitare, un sacco di cose.
Forse abbiamo una bella scaletta anche quest'estate. Tante cose da fare. Sì, avremo qualche bella novità, per cui mi raccomando iscrivetevi e vi aspettiamo nei commenti. Bene, bene, via. Per ora siamo sempre su questa mulattiera, bella lunga, eh? Guarda che belli questi muri a secco. Guarda un'altra lumacona. Come ci ha detto Vincenzo dell'Elba, i muri a secco sono importanti non solo perché esteticamente sono belli e si amalgano bene nell'ambiente, ma perché diventano un ecosistema per lucertole, lumache e tanti tipi di fiori che crescono, che si arrampicano, quindi dà la possibilità a tanti animaletti di nascondersi. Sono pieni di vita. Sì, non li avevo mai visti sotto questo aspetto qua. Bello. Qua la mulattiera si allarga, è bellissima, è ben tenuta, guardate che stradina di montagna proprio curata. Qua si apre una parete di roccia che sbuca sopra gli alberi, si vede bene da giù, da valle. Siamo saliti un po', Che bello, Andrea! Questa è stata scavata quando ho fatto la mulattiera? Eh sì. Che meraviglia! Ma dentro? Ma allora era per la guerra questa? Sì. È sicuramente una mulattiera di guerra. Guarda che parete che hanno fatto, bella. A conferma che è una vera e propria opera architettonica, guardate questo punto qua. C'è una vasca, ma non è una vasca, è un ponte. Sotto ci sono due buchi qua per far defluire l'acqua quando piove forte. Bello, no? Guarda come è fatto, tipo anfiteatro, vedi? Tutto a secco, Tutto con blocchi buttati lì a secco. Bellissimo sto sentiero, Susa, posso dirlo? Proprio bello, guarda che bello sto pezzo sotto la roccia passiamo. Sì. È bella perché sono tutti tornanti. È fatta proprio bene. Qua sotto c'è il ponte col canalone che abbiamo appena visto e qua ce n'è un altro, guardate. Da quei buchi là esce l'acqua, qua c'è un'altra vasca e sotto un altro ponte. Bellino anche qui, oh. Che fa, spiana? Dovremmo raggiungere i pascoli alti adesso. Finora è passato tutto bene, molto bello. È un po' che saliamo e tra un poco dovremo arrivare nella zona panoramica di Pascoli o Buse di Sopra. In effetti siamo abbastanza in alto, vedo solo cielo sopra. Oh, bene, bene, vediamo un po' questo bivio qua. Vie del Pascolo del Veneto, guarda che bello. Allora, rifugio Lausen va di qua, per cui abbandoniamo il mitico E5 che prosegue su per andare verso il rifugio. Quindi dopo 3,3 km di salita abbiamo preso il primo bivio che ci porta al rifugio, che ci aspetta, scusa, e stiamo registrando il percorso GPX per voi. Vi ricordo, su Outdoor Active trovate questa traccia. Inoltre ci sono 10 euro di sconto per voi se vorrete abbonarvi all'abbonamento Pro o Pro Plus, che scatta dopo la prima settimana di prova gratuita. 10 euro di sconto non sono male, Seguiteci anche là, siamo già una quarantina, mettiamo un sacco di foto, vediamo un po' di spiegazioni del percorso e poi quando avrete questa traccia GPX sarà tutto più facile e più sicuro. Vai, abbiamo bevuto, pronti per Bevuto ripartire. tutti. Quanto tanto sono gli Andri? Wow, come si apre qua, bellissimi, vero? Sì, ce ne sono tantissimi. Sono indietro ancora qua, devono fiorire. Siamo arrivati sul punto panoramico, guarda che bello su. Che meraviglia, qui sono i pascoli alti. È un falso piano, stiamo ancora salendo in realtà. Fin qui abbiamo fatto 500 metri di dislivello. I pratoni si aprono sempre di più, c'è un panorama incredibile. Cosa hai visto, Susa? Andri, guarda le Stonplatten. Ah, belle, Ci no? sono tante similitudini con il nostro altopiano di Asiago. E sì. tra l'altro ricordo che a Giazza alcune persone anziane parlano ancora il cimbro. Quindi ci sono tante cose in comune. Anche i tipici tetti con lastroni di pietra raccontano la storia di queste montagne. Le lastre di pietra che ricoprono le antiche case della Lessinia non arrivano da lontano, sono nate qui da sedimenti marini depositati milioni di anni fa. È come se gli abitanti avessero costruito i propri rifugi utilizzando direttamente la memoria geologica del territorio. E tra poco avremo modo di scoprire due tesori, uno naturale ed uno proprio geologico. Quest'ultimo possiamo affermare ormai davvero famoso in tutto il mondo.
Ed è proprio per questo che ci stiamo prendendo il tempo per ammirare questi pascoli e le antiche casare, per capire e apprezzare meglio il lungo filo che lega tutti questi elementi, la montagna, la natura, l'uomo e le storie che qui si intrecciano da secoli. Andiamo ragazze! Portiamo in passeggiata, Andri? Sì, Che posti, Susa! Ma dove ti porto? Che posto, Susa! Qua è il clou, È uno spettacolo, Andri! Questi pratoni qua sono super belli. Il rifugio è questo qua, sopra. Adesso andiamo lì. Siamo arrivati al rifugio Lausen, ma in questo momento sembrerebbe chiuso. È chiuso, In questo periodo il Lausen è aperto solamente nel weekend, poi luglio e agosto tutti i giorni. Troviamo qualcuno di loro che ci dà il permesso di usare uno dei loro tavoli, ci mangiamo una barretta che per fortuna la Susa previdente ha sempre con sé e poi ci rimettiamo in marcia. Ci toccherà tornare, era chiuso. Vedi? Perché dicono che si mangia bene, vero? Sì, gnocchi. I gnocchi, non me lo dire ora. Sì, che ho fame. Da questo momento intraprendiamo il sentiero del ritorno, che non ha niente da invidiare a quello dell'andata. Iniziamo con una discesa spaccaginocchia che ci porta fino alla contrada Pozze. Guarda queste casette, andiamo a curiosare. Ciao! Hai visto la contrada Pozze? Sì, che bella! Restiamo veramente incantati dalle architetture di questa contrada, poi adesso nel momento della fioritura davvero bella. Per fortuna abbiamo deciso di fare questa piccola deviazione. Bellissimo. Che scoperta sto borgo. Sì. Anche questo è un insediamento che pare essere di origine cimbra, ma le facciate ci ricordano molto le strutture tipiche del Medioevo. Adesso il signor qua dice che bisogna andare giù di qui. Guardalo. Da qui si riparte e proseguiamo il sentiero tutto dentro il bosco. Dobbiamo arrivare là. Bello, Il no? agriturismo che ci aspetta. Lo vedo, Angelino. Tra bosco e radure, anche il sentiero per il ritorno si rivela davvero bello e divertente. Siamo su una cresta qui. Questi angoletti, è tutto bello il sentiero, Sì, passaggi molto belli, ma bisogna stare attenti alle ginocchia, non scivolare. Qualche tratto è abbastanza insidioso, anche perché si scivola per via dell'umidità. Un canalone umido. E dovendo tenere gli occhi sempre puntati sul terreno, non ci accorgiamo di una deviazione importante. Allora, questo è un vicolo cieco perché arriviamo in questo punto panoramico qua. Non so dove abbiamo sbagliato però, perché il cartello mandava di qua. Abbiamo visto questa collinetta, ci si è lasciati trasportare da andare avanti, ma girava qui. Infatti guarda, c'è il segno del Kai qui, Andri. Magari una freccetta qua ci stava bene. In ogni caso, piccoli intoppi a parte, stiamo registrando una traccia GPX per voi, per cui vi eviteremo di fare i nostri stessi errori. Madonna, che natura! È un giro che mi è piaciuto tantissimo, Tantissimo. Andri, sì. 5 ore e 20, 13 km e 2. Con la Dislivello 700 metri, sì, con la sosta non l'ho stoppato. Siamo arrivati. È un giro che vi consigliamo veramente, però Andy ci vuole un po' di allenamento. Sì, serve un po' di allenamento, dai, non è per tutti. Soltanto per il tempo, per i chilometri, poi il bosco è un po' tecnico, bisogna stare attenti. Comunque se volete farlo, scarponi, non scarpe da ginnastica. Scarponi belli, grossi alle caviglie, pantaloni lunghi preferibile, perché ci sono le tante ortiche, magari qualche viperetta. Però bello. Ma che ti organizzo, Susa! Grande! Come procede la serata? Che mi faccio stracciare a carte dalla Susa, come al solito. Ciao Andri! Con tutti in mano ti ha beccato Neanche stasera. una. Per fortuna c'è un dolce spritz che ci accompagna fino a sera, poi la mattina una bella colazione e anche se piove aspettiamo il momento giusto per partire. Buongiorno! Sta ancora piovendo un po', si è alzato del vento e adesso vediamo come si sistema la giornata, perché dovremo andare nel bosco a trovare una rarità. Però prima è anche meglio se passo a darmi una pettinata. Ha smesso di piovere, sta uscendo il sole, dai. Vediamo se riusciamo a uscire da questa strada stretta. Siamo arrivati a Rifugio Boschetto, ragazzi, perché vi portiamo a vedere una rarità, una bellezza della natura incredibile. Adesso partiamo da qua e in una mezz'oretta arriviamo in questo posto. Il sentiero parte subito bene, bello, arredato, ma è soltanto l'inizio, perché ben presto si inerpica in salita e ci accorgiamo che non serve proprio una mezz'oretta per arrivarci, ma molto di più.
Abbiamo preso giusta, vero? Penso di sì, c'è solo questa. Nella parte alta le indicazioni non sono proprio precise, ma forse crediamo che questa sia anche una strategia per far sì che questo luogo venga protetto e mantenuto un pochino più segreto di quello che vorrebbe essere. È magico sto posto, Bellissimo, Andrea. Wow. La foresta è bellissima, la foresta di Giazza. Come avete già capito dall'inizio del video, ci abbiamo messo un po' a trovare questo posto e non vogliamo proprio svelarvi con l'assoluta precisione il tracciato che bisogna fare e quanto tempo serve, in modo che anche per voi, se vorrete venire qua, sia una scoperta così come lo è stata per noi. Dovrebbe mancare poco ormai, E anche per sposare un po' la filosofia di mantenere un attimo segreto e conquistabile questo posto così raro. Arriviamo in Germania. Resta il fatto che alla fine ci siamo arrivati. Eccole! Eccole, Andri! Dai, non ci speravo più. Oddio! Oddio, come sono contenta! Dove sono? Avevo paura di non trovarle. Sono protetta. Eccole lì. Guarda che meraviglia. Le scarpette di Venere. Le abbiamo trovate. Queste sono le scarpette di Venere, delle orchidee selvatiche che sono rarissime in Europa e le abbiamo proprio qui. Questo è fantastico. Sono protette e sono in via di estinzione. Questo è un fiore magnifico. Si chiama scarpetta perché vedete il labello giallo, sembra proprio una scarpetta. E poi il fiore è bordeaux. Beh ragazzi, questo è un angolo che è veramente un Eden, che troviamo questi fiori che per fortuna sono protetti, quindi mi raccomando, venite qui, guardateli che sono una meraviglia, ma non si toccano. E è bello vedere che stanno aumentando grazie a questa cosa che le proteggono. Missione compiuta, Susa! Vai Andri! Orchidee trovate. A questo punto possiamo dire che la scarpetta di Venere è molto più di un fiore raro. È la dimostrazione che queste montagne sanno custodire i propri tesori. Da milioni di anni qui infatti qualcosa continua a conservarsi, a resistere, a sopravvivere al tempo. Tutte paginette parallele. Questa è un'alga, ad esempio. Questa qua. Un pezzettino di foglia. Una sedimentazione che molto probabilmente è dovuta a una saturazione dei carbonati che precipitano sul fondale. Queste sabbie tropicali e coprono gli animali morti sul fondale dove non c'è ossigeno. Ed è proprio questo che rende la Lessinia un luogo così speciale, perché il tesoro che abbiamo appena incontrato tra i boschi non è l'unico. Se tra pascoli e radure la natura ha protetto una delle orchidee più rare d'Europa, nel sottosuolo ha custodito qualcosa di ancora più antico, qualcosa che esisteva quando queste montagne non erano montagne, quando al posto dei boschi, dei pascoli e delle contrade cimbre, qui si estendeva un mare tropicale popolato da pesci, alghe e creature oggi ormai scomparse. E per scoprire questo nuovo tesoro dobbiamo tornare indietro nel tempo di milioni di anni. Destinazione La Pesciara. Siamo arrivati alla Pesciara di Bolca. Questo è un posto davvero speciale. È conosciuto ormai da oltre 500 anni, nota in tutto il mondo per la grande quantità di fossili che sono stati ritrovati e soprattutto per la loro perfetta conservazione. Si tratta soprattutto di pesci. Qua sotto che nel 72 è uscito il pesce angelo famoso. Il pesce angelo. Ma anche di insetti e piante. E qua ci aspetta Massimo. Ciao Massimo. Ciao. Wow! Ciao, piacere. Ciao. Ciao Massimo. Abbiamo trovato un sacco di fossili che tra l'altro si trovano al museo di Bolca, Museo dei Fossili di Bolca. E questo praticamente è un gioiello nella montagna che continua a tirar fuori un sacco di cose. È un pezzo di laguna petrificata che 50 milioni di anni fa, cioè i pesci hanno 50 milioni di anni, era ai tropici. Quindi eravamo sull'Oceano Medio più o meno come periodo. L'Oceano Medio, sì. E quindi i pesci sono morti coperti, sedimentati al caldo. Poi con la deriva dei continenti sono arrivati a queste latitudini. Pazzesco pensare di trovare qui in montagna dei pesci tropicali. Esattamente. A questo punto però è importante farvi capire una cosa, perché la storia della Pesciara non è solo quella di un giacimento fossile unico al mondo, è anche la storia di una famiglia che da secoli dedica la propria vita a riportare alla luce quel mondo perduto. Nel 72 è uscito il pesce angelo famoso, quello che un po' ha fatto il giro del mondo, e era un fossile che mio papà lo aveva trovato di costi perché mio nonno non l'aveva trovato e ha lanciato Bolca, diciamo, perché nei primi anni 70 qua sono venute anche 100.000 persone in un anno. Pensate. E la corrente elettrica
è arrivata nel 1980, quindi non c'era ancora la corrente elettrica e quindi il lavoro si faceva con i picconi, le mazze, i cunei, e quindi molto più difficile, ed d'inverno. La famiglia Cerato è legata alla Pesciara da circa 4 secoli. I diritti di sfruttamento della cava risalgono al XVII secolo e l'attività è stata tramandata di generazione in generazione fino a oggi, un caso praticamente unico nel panorama paleontologico mondiale. La cava è conosciuta almeno dal Cinquecento e la famiglia continua ancora oggi a collaborare con studiosi, musei e istituzioni per la tutela e la valorizzazione dei reperti. La particolarità è la conservazione di questi fossili, perché ci sono state delle condizioni molto particolari e tutte favorevoli alla fossilizzazione. Quindi la cosa principale è quella che questo pezzo di laguna, essendo rimasto all'interno delle rocce vulcaniche per 40 milioni di anni, i pesci si sono mineralizzati con i colori dei minerali delle rocce vulcaniche. Cioè, è emozionante da morire questa storia. Bello. Beh, è da consigliare questa visita. È da consigliare assolutamente, grazie Massimo. Vado a casa con delle conoscenze in più. Questo è sempre bello. Sono contenta di questa scoperta. Sì. Un salto nel passato di 50 milioni di anni, ragazzi. Sì. Che bel albumino che ci riportiamo a casa. Oh Susa, sto sentiero dura 3 secondi, ma è bellino. Madonna, è bellissimo sto posto. Guarda che bella vista da qui. Bellissima. La nostra avventura in Lessina finisce qui. Abbiamo scoperto un sacco di cose interessanti. Prezzi dell'agriturismo angelino. Per 2 persone, per una notte, 120 euro, mentre se state più notti, 100 euro. È stata un'esperienza bellissima. Noi ci vediamo tutti alla prossima. Ciao a tutti!